Buongiorno Baldo. Ciao, come va? Anche grazie. Oggi siamo insieme ancora per poco, manca una settimana e poi ancora per poco andremo in vacanza. Toccare legno. Guarda che potrebbe capitare domani l'infartino e a me non ci sei certo, più. No, esatto. io no. Tu no, certo. Stai scherzando? No. Iron Man, figurati. Che giornata, ieri giornata spettacolare, Sì. I Negramaro, Cocchino Daniele, insomma è stato un finale grandioso. A sorpresa, chissà oggi cosa ci riserverà questa puntata oggi viene un parente a trovare. oggi c'è visita parenti. Sì, oggi c'è visita parenti. Oggi ci sarà Max Pezzali, che ormai è proprio un parente. Lo quando conosciamo viene, ci porta i pasticcini. Potremmo raccontare quello che facevamo a Riccione nella villa, se vuoi. Nella villa, no. Sì, bisogna cosa facevo io nella villa. Anche noi. Sì, che noi avevamo una villa dove vivevamo tutti insieme. Sì. Pensate, Amadeus stava con noi. Che era il più bravo ragazzo di tutti. Sì, era il più bravo. Mi ricordo che in quel periodo doveva ancora sposarsi e noi tentavamo di non farlo sposare in tutti i modi di fargli tradire l'allora fidanzata, ma non ci riuscivamo molto bene. No. Devo dire che Amadeus è stato sempre uno fedele, è stato fedelissimo. Tranne una volta a Ibiza. Con un uomo però, diciamo, con un bagnino. Diciamo, dai, sputtaniamolo per bene. No, era un torero in vacanza. Un torero in vacanza però, non era lì. No, scherziamo. Invece no, Max Pezzali devo dire è uno che 883 e non era la sigla della moto. No. La formazione. Era proprio che era famoso. No, erano le donne 883 che si è fatto a Ibiza all'epoca. No, Ibiza, scusami, a Riccione. Però posso dirti una cosa, smettiamola di dire si è fatto. Si è fatto, vero, perché le donne che si fanno, ma che sta scherzando? Oddio, qualche volta capita raramente. Baldini, non essere così maschilista. Io direi un fischio per Baldini da parte di tutte le donne presenti. Perché ci sono donne. Signori, viva la radio! Attento, cosa abbiamo? Che è? Nozze di Andrea, chi si sposa? Che si sposa? Andrea, in coro, non te sposa. Bonaga si è sposato. Chi è Bonaga? No, Bonaga, vuoi sapere? Filosofo Bonaga. Filosofo bolognese. Che stava con la Parietti, appunto. Pensa, io ho conosciuto Bonaga, però non posso raccontare, ragazzi, perché gli autori mi dicono perché non la racconti? Non posso, perché Bonaga poi mi ascolta, si sta sposando. Esatto, dimmi dove sei sposato? Dai. Dite, parlate a voce alta. Dov'è? Dai. No, c'è il segreto per Bonaga e Andrea. Un segreto? 4 milioni lo sanno. Ma sei sposato con un uomo? Ah sì? Andrea è un nome anche da donna. Ah sì, Andrea Le Toscali, com'è? La Tosca? Purtroppo non ci leggo, ma tu mi fai leggere delle cose scritte piccole così, non ce la faccio. Vabbè, però io ho conosciuto Bonaga quando la Parietti lo lasciò per Christopher Lambert. Pensa te. Lui ebbe una botta terribile. Mi ricordo, io ero un bravo ragazzo, stavo all'hotel The Ben di Riccione, era presto, dico stasera voglio tornare presto a casa, tipo alle 2 ero già lì che 2:30, così mi chiama il portiere, dice guardi c'è il signor Stefano Bonaga per lei, che vorrà? A un certo punto mi fa Fiore, scendi, aiutami, Alba mi ha lasciato e vai, ho detto subito sei contento? Allora niente, sono sceso e lui era un uomo distrutto e allora ho fatto in modo che lui quella sera si mettesse con Christopher Lambert. No. La sera si divertisse, quindi lo portai a fare un giro. Ok, uno dei tuoi, uno dei miei giri dei tempi. Siete tornati tutti i locali, anche locali che non di prossima apertura, no, apritecelo, no? Eravamo lì. Allora, basta che a un certo punto io tornai in camera prima di Bonaga, io lui lo lasciai, mi ricordo, al Peter Pan, poi dopo arrivò ed è ancora lì un locale. Allora arrivò dopo e mi disse grazie per la serata, mi ha fatto passare. Tra l'altro ho conosciuto una ragazza che mi ha fatto impazzire, ma dai, ma veramente, e poi mi dice guarda questa ragazza, tra l'altro questa ragazza viene ora qua a salutarmi, punto, non dico altro. A un certo punto la ragazza è arrivata, già immagino, e mi fa signor Fiorello c'era la signora Daniela per lei, per me, no, ok, la faccia salire prego, sale la signora Daniela, basta. Ho già indovinato, bussano alla porta e gli faccio chi è? Sì. Oh Daniela!
Perché quella sera lei non ha parlato, evidentemente. Ma lui non se n'è accorto, è questa la cosa. Lui non se n'è accorto, è quella la cosa. Vabbè, succede. Sì, sai, la musica alta in discoteca. Ma che racconti? Sì. Stavo scherzando, non è vero. Sì, non è vero, è fantasia di Fiore. Va bene. Daniele adesso gioca nel Real Madrid. Ragazzi, non cominciamo con i doppi sensi. No, basta. Se no chiamiamo l'arbitro. Allora, Sì. questi applausi qua. Sì. Quando iniziano a sapere poi no. O si fa l'applauso. O non si fanno. O sapete. Notizia sulla stampa. Sì. Mammut, dinosauri e co. Sai che va Sì. di moda i collezionisti di ossa, come il film. Sì. La moglie di Fassino dichiara: mio marito me lo chiedono in molti. Banale, ma è efficace, perché hanno riso. Abbiamo degli ospiti qui in sala. Intanto abbiamo la Piaggio al completo. Ah, bene. Piaggio, Sì. La Piaggio, Antonacci, chi non la conosce? Vespe a Tinchite. Poi abbiamo il direttore del Tempo, il giornale quotidiano di Roma, direttore del Tempo da poco tempo. Benvenuto e buon lavoro, faccia qualcosa, perché il Tempo qui è veramente Sì, è un casino. È un casino, visto che lei ha manicato. Poi abbiamo uno dei migliori, diciamo uno dei, per non dire il migliore direttore di doppiaggio in Italia, che è Francesco Vairano. Buongiorno, Sì, Francesco grande. Vairano, date un microfono a Subito. Francesco, solo la dizione che ha, solo per sentirla parlare. Buongiorno. Ora, per far sì che il grosso del pubblico riconosca anche parte del suo lavoro, a parte quando vedete un film doppiato e lui che dirige gli attori che doppiano, ma anche in prima persona ha fatto delle cose, come il Signore degli Anelli faceva un personaggio importante, Sì. che era questo. Il mio tesoro. Ma quando la differenza fra lui buono e lui cattivo, com'è? Tipo, musica. Lui cattivo era più greve e più buono era più acuto. Fammelo! Dai. No, non posso, non mi odiare, mi odia. Sì. Che grande. Grazie. Non abbiamo detto il nome, Roberto Arditti, del direttore del Tempo. Poi c'è Giacomo, direttore della Time, che fa dischi, che viene da Brescia fino a qui ad ora, che per lui è un viaggio. Ciao. Perché è famoso Giacomo, a parte la Time che fa dischi di successo? Per essere un temerario. No, perché è stato l'unico che ha prestato dei soldi a Baldini e che li ha avuti indietro. Un Quindi temerario, questo è veramente un record, non è mai successo a nessuno. È come mettere solo... la testa in bocca al coccodrillo. Esatto, guarda, è uscirne vivo, esatto. lui ce l'ha fatto. Bene, è il momento di presentare il nostro direttore Ennio Morrichino con noi, il nostro Enrico Cremonesi. Vai! I Wham! 1986. Come mai hai scelto i Wham? Così. Quando non sai che fare, metti il ditino non a c'è una caso. motivazione, mi piaceva Metti- questo pezzo, l'ho fatto. Sei fan di George? Ecco lui, hai visto come lui ha fatto sta cosa, ha finito di lavorare, basta, Finita. è chiuso. Lui per oggi è Basta il suo finita, stacchetto, sì, poi basta. arriverà a Pezzale, avrà preparato il singolo nuovo? No, non l'ho Ecco, preparato. bravo. Non l'hai preparato? No. Ecco, neanche il suo lavoro fa, quindi poi neanche arriva a fare il suo lavoro. Il gorillino della Salaria, eccolo là. Notizie, altre cose, cosa è successo? E non lo so io. Ah no, E sono successe tante cose, non so cosa vuoi. vabbè, e allora sentiamo Sì. che qualcuno che ci dica qualche cosa. Sì. No. Ecco. No. Aspetta, quando lo saprò anch'io potremo Lo andare saprai, avanti. prima o poi lo saprai. Ah, perché ok, sai, va bene. Si parla Senti, sempre facciamo una cosa. no, si parla sempre del nostro Sì, Ignazio. sì, ormai sì, lo so. questo Il Ignazio ministro della Giueo difesa, ovunque. Sì. Ho che- letto un'intervista oggi al figlio, a Geronimo. cioè, che ha un nomino così, Qual è il diminutivo? Gero. Gero. Gero Gli anch'io. hanno fatto un'intervista che fa l'avvocato in uno studio Sì. molto
rinomato. Sì, ma non io l'ho sentito parlare. Avvocato Geronimo. Non ha le voci del padre. Che tu senti Geronimo, ti immagini invece buonasera, la voce così. Sì, pensate. Ha preso dalla mamma. Sentiamo un po' cosa ci dice Igna. Sì, Senti, che pronto? c'è il vertice della FAO, sai, a Roma. Quando? In questo periodo. Sì, hai visto te lo spiegamento che c'è? 40 capi di Stato stranieri. Tutti a parlare della FAO. Sì, cosa ti dicono? Prima di iniziare a parlare, andiamo a fare due spagni e poi parliamo della FAO. Allora, tutte le forze armate stanno garantendo la sicurezza a questi 40 capi di Stato. Sentiamo. Eccolo! Buongiorno Ignazio. Buongiorno, come sta? Bene? Attenzione, c'è il vento, sentite? Lo so, lo sento. Sono qui al Ministero della Difesa e sto controllando i movimenti di tutte le scorte e le pattuglie. Senta, ma cos'è sto vento? Ha la finestra aperta nell'ufficio? Ma quale ufficio, Baldi? L'ufficio non è da uomo. Ah, no. Sono sul tetto del Ministero della Difesa. Sono seduto su una sedia da arbitro da tennis con un binocolo Tiger Commando a infrarossi per seguire a vista tutti gli spostamenti. Da lì si vede tutto? Tutto. Vuol dire sì quello, Ieri sera ho organizzato una scorta verso i campi sportivi del Foro Italico. Lula, il presidente del Brasile, aveva organizzato una minchia. Ti pare che un presidente si debba chiamare Lula? Nome da donna. Veramente. Ho organizzato una partita di calcetto della FAO. Al posto di ammogliati contro scapoli. Ha fatto paesi affamati contro il resto del mondo. Bello. E chi ha vinto? E il resto del mondo. Certo. Purtroppo paesi affamati si sono mangiati un sacco di gol. Questa è una battuta, certo. Battutona di Ignazio. Però ho fatto ridere. Sì. Me l'ha scritta Pistarino questa. Vabbè, ok, salutiamolo, dai. Poi che è successo? Dopo... Niente, ho organizzato i trasferimenti negli alberghi di tutti i capi di Stato e uno sbarco di anfibi l'ho fatto proprio a Ostia. Uno sbarco d'anfibi a Ostia, cosa c'entra, scusi? Era una cosa familiare. Perché? Sbarco di mezzi anfibi a Ostia era per mio figlio Geronimo. Non voleva fare la fila per entrare al Gilda on the Beach. Certo, lei allora l'ho fatto andare da là. Vabbè, sì, sono tutti ragazzi. Senta, Ministro, ma fino a quanto durerà questo stato di allerta per il vertice FAO? Ma... Stasera dobbiamo portare tutti e 40 capi di Stato a Luna Park, poi pizza al taglio e Trastevere e ritorno in albergo con una dimostrazione di interessanti articoli nel pullman senza obbligo di acquisto. Ma come? Ma le solite pentole? Ma secondo lei i capi di Stato si comprano le pentole, dai? Baldini, lei è un cretino. Perché? Ma che sta scherzando? Una minchia morta lei, ma che sta... Ma quale pentole? Le pentole non sono da uomo, noi vendiamo bazooka, kalashnikov e lanciamissili. Mi immagino la dimostrazione nel pullman, Guarda, ai primi 10 in omaggio una nuova cartina geografica disegnata da Ahmadinejad. Insomma, le serate vedo si concludono sul tardi. Lo capisco, Baldini, anch'io quando vado all'estero colgo l'occasione per organizzare delle seratine in allegria. Cosa fa quando è all'estero? Un drink, un localino? Localino? Baldini, la mia è una missione. Devo mantenere alta la fama del maschio latino nel mondo. Cioè? Frequento le donne in vetrina di Amsterdam, le case chiuse di Vladivostok, i postriboli di Nuova Delhi, qualsiasi cosa. Non avevo afferrato la delicatezza della missione all'estero. Baldini, Massimo D'Azeglio disse abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. E Ignazio La Russa dice mi sono fatto le italiane, adesso mi devo fare tutte le altre. Grazie Ignazio. Eccolo là. Sai che è un diavolo per capello? Sì, lo vedo. Mi guarda tutti davanti agli occhi, guarda. Cremonesi! Dimmi! Tocca a te adesso. Cosa facciamo? Non me ne frega, io non faccio più niente. Adesso fai te. Canta, fai qualcosa. Guadagna perché io dopo Ignazio devo fermarmi per 10 una minuti. bella canzone. No, non canto da 20 anni, guarda. Come Sì, non abbiamo una canti da canzone, 20 anni? abbiamo una canzone da mettere. Allora facciamo, mettiamo Tuppi, dai, Tuppi, è carino, mettiamo Tuppi è Tuppi. carino. Ponte Tuppi è Milvio. carino, una canzone si intitola Ponte Milvio. Ce l'hai quell'intro di ieri? Oh, Lolli, aspetta, ferma sul Lolli, il nostro regista oggi, giornata in brodo di Giugio, perché c'è la mamma, la signora Lolla con noi. Signora, dammi il microfono alla mamma. Insegnante di canto lei, La signora è insegnante di canto, la mamma del nostro regista Lolli. C'è una curiosità, è vero signore che lei ha fatto i cori in un pezzo di Modugno, in un disco di Modugno? Sì, volevo farti una richiesta. Anzi, una richiesta alla signora Modugno Franca. Sì?
perché molti anni fa, cioè parlo dal 63 in poi, abbiamo fatto con un gruppetto di colleghi, abbiamo fatto un pezzo di Modugno che non è mai stato... non è mai uscito fuori. Ho atteso tutta la vita che uscisse fuori e invece non è mai uscito. Ed era bellissimo. Pensi Baldini aspetta che escono e numeri pensavo, ancora dal 36 e non sono mai usciti. E come si intitola la canzone, se la ricorda? Senta, no, non me la ricordo, era bellissima e si chiamava O l'Aquilone o gli Aquiloni. E lui è venuto lì, questo bellissimo uomo così bravo, sono rimasta proprio colpita. Bellissimo, è bravissimo. La canzone era molto bella. Io faccio una richiesta alla signora Franca. Signora Franca di mandare Gandolfi a Fiorello questa bellissima canzone. O l'Aquilone. Perché penso che sia adatto per la tua voce, per le tue espressività. Adesso la cerchiamo, signora, chiedo un attimo al nostro regista. Lolli, tua madre mi chiede se trovi l'Aquilone o gli Aquiloni. O se no qualcuno lo dica alla signora Gandolfi. Abbiamo Antonello Sarno, valente giornalista, non ho capito ancora dove, perché ovunque studio aperto, Il Tempo. Dove scrivi, dove fai? Conosci l'Aquilone tu, questo pezzo? Attenzione. In una recente intervista sul cinquantenario di Volare, la Gandolfi aveva detto che nel nuovo album, mi pare un triplo di Modugno, ci sarebbe stata un inedito di Modugno, e magari proprio gli Aquiloni. Magari è proprio quello, signora, Ed è in commercio. Grazie della tua veramente sapienza. Sarno. Sì, sa tutto. Antonello Tutto sa Sarno. Allora, dicevamo, volevamo fare la canzone Modugno ormai, però avevamo detto Tuppi e Tuppi sia. Sentiamo. Dai. Attenzione. Music please. Attacchiamo, va. E one, e two, e three. Ciao amici. Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio. Tu, Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio. Tu, Tuppi. È la canzone che stiamo lanciando in questi giorni, Magalli, questa la devi sentire. Quando hanno eletto Berlusconi, che ha scritto proprio una canzone che si intitola Ponte Milvio. Che c'entra con Silvio? Che si voleva buttare. Bravo Tuppi! Tuppi Marescial, Tuppi Marescial, la sai Tuppi Marescial? Tuppi Marescial, è sentito Marescial. Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anni ormai sono passati, sai, è come un déjà vu a comparire sei tu, ma non io non me l'aspettavo, no, neanche ci pensavo, ormai la mia vita era senza di te, ma nella vita non c'è due senza tre. E quattro figlio, nuovamente Presidente del Consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù da Ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal Ponte Milvio. Guarda, non avercela con me, vorrei solamente capire il perché. Tu hai il tuo regno, vivi da grande re, chi te lo fa fare col casino che c'è? Ti prego adesso senza ma e senza se, il vero motivo, dimmi qual è. Hai visto lo stato in che stato è, per aiutarlo ci vorrebbe super me, il popolo incazzato aspetta un uomo, c'è, magari lo vedremo nel blog su Rai 3. Silvio, nuovamente Presidente del Consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal Ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo Silvio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal Ponte Milvio. Che bravo. No woman no cry. Che bravo mio volete.
tonalità per noi. Sì, a Svizzera. Vabbè, la tonalità di tutti. Sotto lo yodel ahimè. questa. Sì, sotto lo Lo yodel. yodel, Veramente. sì. Dai, ti hai visto ieri sera Wind Music Award? No. Bellissimo, io veramente è stato proprio bello. Sì, mi sono divertito. Chi c'era a presentare? Tutti. Tutti? Ah no, chi presentava? Sì. No, chi presentava non me lo ricordo. Non te lo ricordi? No, Chi c'era come ospite? Senti, c'è proprio questa cosa. Lolli arriva dopo il signora, carro. suo figlio Lolli Gli dia un po' di fosforo, gli dia un po' di ragazzo, fosforo, sì, perché ci ha suggerito in cuffia chi ha presentato, come se uno lo guarda, certo, era una cosa così, era un po', capito? Era ironica, ma c'erano tutti, c'erano. È vero? Sì. No, chiedo io, l'hai visto tu? Sì, tutti. Tutti, perfetto. Non mancava nessuno. Sai qual è la cosa che mi è piaciuta di più? Il premio. Ah sì? C'è proprio l'oggetto. Cos'era? Una stella arancione su una griglia metallica, insomma. Che è il premio per la miglior grigliata dell'anno. Sì, sembrava. No, programma bellissimo, però sto premietto un po', voglio dire, Wind, mica stiamo parlando di pizza e figa, appunto. 2 lire ce l'hanno, sì, infatti. Un premietto un po', insomma, è molto meglio il Telegatto, Poi sì, gli Oscar della TV, quelli italiani di piombo, sono i più belli in del assoluto. mondo. Quello è bello, che quello c'ha tutto, ma questo era veramente... Era proprio una stella su una griglia, fantastico. No, perché poi i cantanti c'era un cast che Sanremo se lo sogna, ma tutti, tutti c'erano tutti. Tu di un nome, vai. Rossi. C'era. No. Visto. L'unico. Ma no, perché era giustificato, c'era il concerto. Giovanotti pure. C'è Baglioni, c'era, fantastico. Bello, dai, c'era. Dimmi un altro. Un altro. Ramazzotti? Ramazzotti c'era. Pezzali? C'era. No, non c'era. Tanto è perché doveva venire qua. Sì, doveva venire qua. Antonacci? C'era, visto? Negramaro? Ci sono tutti. E sto premietto che era un po' piccoletto, una stella arancione. Sì. Arancione su base d'oro, tu pensa, all'arancione con l'oro, ci sta. Fantastico, sì. Tu... Perché ridi? Perché mi immagino sto premio, vabbè. Allora vedilo stasera, è tutto bello il programma. Stasera, guarda, chi presenta, i cantanti, disdico tutto. È bellissimo tutto, anzi io l'ho registrato perché io prima di vedere la seconda puntata stasera mi vedo ancora la prima perché voglio rivedere il momento del premio, perché il premio è proprio quella la cosa. Guarda, stasera dovevo andare a cena con un direttore di banca che mi avrebbe dovuto regalare 200.000 euro, ma non ci vado per vedere Wind. Devi vedere questo, perché secondo me l'hanno preso da Rocco Toys. Sì, l'hanno preso. Rocco Toys. Che ride. Rocco Toys, che quello dei giocattoli, lo so. L'hanno preso, secondo me, reparto 6-12. Secondo premio alla Barbie oppure? Non si sa, non si sa. Allora. Okay. E infatti mi dicono che c'era il prezzo sotto, chi ha visto il premio, 13 euro, veramente, chi l'ha visto? E non vi dico chi è, Pierpaolo Peroni che l'ha preso. C'era il prezzo sotto, vabbè. Che non volevi, non hai mai vinto tu un premio da 13 euro? No. Senti, cantiamo un po'? Dai, magari. No, non lo voglio. Allora, no, adesso ci dobbiamo collegare con il tribunale. Sì, è da tanto che ci colleghiamo. Abbiamo bisogno di un imputato, di un uomo schifoso che commenta. Sapete come la giustizia italiana? Sì, infatti. Eccolo qua, sta arrivando, questo è l'imputato. Prego, l'imputato si accomodi. C'è già la barba da ergastolano. Sì, proprio quello. Dai. Eccolo, sentiamo l'avvocato. Signor giudice, faccia fare silenzio! Faccia fare silenzio! Sono già in silenzio. E che cavolo, in quest'aula cade il buio sulla legge oggi! C'è l'eclissi solare della giustizia! Va in onda il chi l'ha visto del diritto. Avvocato Messina, l'imputato è accusato di contrabbando di sigarette e omicidio. Bene. Ha investito col suo motoscafo pirata 2 bagnanti. E ringraziamo il cielo! E ringraziamo il cielo, signor giudice, che questo mio imputato ha avuto i riflessi pronti e ne ha centrati solo 2. Perché ne avrà schivati almeno 70 ne ha schivati, 70. Ma ci vogliamo rendere conto che erano le 2 del pomeriggio e c'era una folla in acqua che sembrava l'acqua Fanna a Ferragosto? E poi dall'autopsia risulta che le vittime avevano mangiato da non più di un'ora, quindi sarebbero morte lo stesso. Certo, è matematico. Silenzio. Sarebbero morti lo stesso da lì a pochi minuti. Di congestione. E non è bello, signor giudice, mi rivolgo a lei, non è bello morire contorcendosi dal dolore di pancia.
Quella del mio assistito lo definirei non un omicidio, ma piuttosto eutanasia. Certo, figurati. E se noi oggi condanniamo questo macaco... Ecco, appunto, se diceva uomo era offensivo. Che dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Che dire di questi uomini che si mettono il gessato con l'infradito di cuoio? Mamma, uno ce l'ho davanti. Che dire di questi che in spiaggia fanno fare il bagno al cane che poi ci sgrulla e ti fa una doccia di peli, sudore di cane e acqua di mare? Che schifo. E ti riduci una latrina. Dove andate? Quelli dovrebbero arrestare a me. Avvocato, e l'accusa di contrabbando? A bordo del motoscafo sono state trovati 40 scatoloni di sigarette. Signor giudice, lei una cosa deve leggere e mi si impappina, me la ripeta che io non ho capito niente. Scusate, l'accusa a bordo del sì. E allora spostiamo sto processo e facciamolo fare a Di Pietro che è meglio. Tanto. Diceva, scusi, ripeta. Prego. Allora, sono stati trovati 40 scatoloni di sigarette. Lo so. E qui le do ragione, infatti anch'io al mio assistito gli ho detto: la devi smettere di fumare così tanto, che se no da male, rischi di essere confuso con un contrabbandiere. Eccolo là, hai visto? In ogni caso, vostro onore, io la ringrazio per la premura nei confronti della salute del mio cliente. L'imputato ha fatto una lastra, la scorsa settimana i suoi polmoni stanno benissimo, Che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Che siamo noi per dire se Mourinho vincerà più di Mancini? E glielo auguriamo, perché se no esattamente. E che siamo noi per dire se è più verde Hulk o Calderoli incazzato? Silenzio. Guardatelo, signori, vorrei che voi lo guardaste. Anzi no, lasciate perdere. Meglio. Che è meglio. Dicevo che questo è solo un instancabile lavoratore, padre di 4 creature. Veramente a noi risulta che il più giovane dei suoi figli... Signor giudice, allora lei cambia mestiere. Avvocato. Cambia mestiere. Allora se lei... io come faccio a difendere se c'è un giudice che non sa leggere? Purtroppo... Scusate. Ma se ne vada da Alberto Manzi, da qualcuno. Esatto. Faccia un corso con Roberto Zanichelli. C'è un errore di scrittura, mi dispiace. Forse a noi risulta che il più giovane dei suoi figli ha 20 anni. Veramente? Sì. Ma veramente? Come passa il tempo, signor giudice? Mi sembra ieri che giocava a guardie e ladri nel cortile del carcere del Re Bibbia, me lo ricordo ancora. Ma i figli rimangono pur sempre bambini negli occhi dei genitori. E proprio per questo io vi chiedo se quei 2 temerari nuotatori potessero tornare indietro, oggi lo perdonerebbero? Non lo sapremo mai, purtroppo. No. Mi dispiace per loro. Ve lo ricordate voi il film Lo squalo? Quando tutti scappano fuori dall'acqua per l'imminente pericolo? Ecco, qui nel nostro caso in 2 non ce l'hanno fatta. Tutti gli altri. Quando la realtà delle volte supera la fantasia, io rimango senza parole. Allora, signor giudice, sicuro un suo verdetto favorevole, attendiamo sereno il giudizio. Se non si impappina. 512, 722, 456 del codice procedura penale. Questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Che voce ha? Ma che razza di roba è questa? Ma l'ergastolo mi ha dato. Ma lei, ma scusi, ma che avvocato è? Ma io non la pago, non le pago neanche la parcella, guarda, si deve vergognare. E tanto io vado avanti a parlare tutta la puntata, guarda. Cioè è inutile che mi dia, che mi fai parlare, io vado avanti a parlare, parlo. Oh, sveglia! Zitto! Bravo! Zitto, che poteva andare anche peggio. Non si sono accorti che una delle 2 vittime che nuotava era tua suocera. Vai a suonare, vai, dal bollettino, vai. Vai a suonare. Romano del Allora Giambellino, sta per arrivare Max Pezzali, ma prima dell'arrivo di Max Pezzali, guarda quanti pezzi c'ho di Max Pezzali, che lo sento malissimo, non ho la cuffia. Pezzi di Pezzali, sì. Sentivo malissimo e non avevo la cuffia. Allora, guarda quanti ne c'ho da Senza averti qui, te la ricordi Senza averti qui? Sanremo 95, sì. saremo fortunatissimo. Fortunatissimo. Uno quinto. Te la ricordi? Quinto. Sì, dai, vai. Manca un Champions League sempre. Sì. Io me la ricordo.
4 amici che citofano, no? Sì? Cosa fanno gli amici? Non si capisce. Citofano. Scusate, il giudice ha detto, se non sai cantare non cantare. Il giudice perché in effetti non è facile a dire 4 amici che citofonano giù. Provate a dirlo voi che ridete, vai. 3, 2, 1, via. Tutti direi che è il caso di cambiare canzone. No, ma la cosa che mi ha fatto ridere, mi hanno arrivato un'ansia, quel Sanremo lì, sopra di te arrivò anche Danilo Amerio e Antonella Arancio. No. Sopra di lui sopra di quello che arriverà. Allora sono deficiente. Io sono arrivato quinto, ti dico la classifica, non me la scorderò mai più. Dai, dimmela. Prima Giorgia, gli vuoi dire qualcosa? No, assolutamente no. Secondo Gianni Morandi e Coca-Cola lì. E la Barbara. Esatto. Gli vuoi dire qualcosa? No. Ti ricordi qual era la canzone tu? No. Ti supererò. Lei partiva. Infatti. Poi in amore no. Il bastardo di Monghidon. Nessuno sa. Quarto? No, aspetta, terza Spagna che quella volta lì decise di cantare in italiano. Era la prima volta che cantava in italiano. Quarto. Sì. Quarto. Sì. Come no? Nessuno. Bocelli. Quarto. Quinto io. Ma allora sopra il nostro amico invece Pezzali arrivò ottavo, credo. 800. No, tipo 12esimo. Prima di lui c'era Danilo Amerio, Antonella Arancio, Valente, è quello che faceva le radiocronache. E Antonella Arancio ha una voce pazzesca, era quella che Antonella Arancio faceva un duetto con Ramazzotti, vi ricordate che lo faceva? Quella era Antonella Bucci. Quella Bucci. Era Bucci. Bucci d'Arancio. Ha fatto un'associazione. Oggi non ne acchiappiamo una. Oggi. Allora, questo vino che stiamo bevendo oggi è drogato. Chi ce l'ha mandato? È allucinogeno. No, l'arbitro Tombolini. E vedi che poi il doping c'è anche nella classe arbitrale. Guarda che roba. Tombolini. Questo ce lo manda. Da dove viene? Da Bogotà, per caso? Sì, ma infatti quando Tombolini, avete capito, l'arbitro della domenica sportiva, quando lo bevi vedi fischi. Esatto. Fischio maschio per un fischio. Vabbè, allora, stiamo facendo 4 amici che citofonano giù. Fai la tonalità che avevi preparato. No, va bene questa, vai. Così a caso. Va bene questa, poi da mercoledì non ti si vede più. Hanno aperto un posto strano, un disco bar, perché non si va. Adesso guarda, voglio fare una cosa, faccio l'imitazione di Pezzali. Sì che ti viene bene, dai. Io se mi concentro, Sì, dai. Vai. Senza troppa voglia ordiniamo prima. È ugualissimo. Io che penso che cos'è che faccio qui. Ma preciso, Gli altri che mi guardano e si chiedono. E ti dirò di più. Che cosa prova. Adesso imito e parlo insieme. Eccomi qua, sei l'unico al mondo. Senza problemi, senza limiti. E sto parlando anche. Non è male. Faccio il coro da solo, senza averti qui. Senza averti qui. Ma questa era una sigla finale di qualcosa, vero? Ma no. Signori, il nostro Max Pezzali. Ma non era una sigla finale di qualcosa, No, poteva esserlo della mia carriera, però non lo è stato. Scusate, questa ve la siete persa perché stavate applaudendo, è stata una battuta. Allora io gli ho chiesto, ma questa non era la sigla finale di qualcosa? Risposta di Max? Poteva esserlo, ma non lo è stata. Della mia carriera, esatto. E invece non è stata. Non è stata. C'è chi è andata peggio, voglio dire. Sì.
Beh, però quel 95 è stato un bell'anno di successo. Pensavo... Sì, no, beh, dai, alla fine tutto serve, no? Sì. Dicevamo che tu sei un parente. Quante volte sei venuto da noi? Una volta per il libro, esatto. Una volta non sapeva che fare, passava e è venuto qua. Una volta doveva farsi i documenti. Gli serviva le fotocopie. È sempre un piacere perché con lui, veramente, una volta, ti ricordi, dicevo, guarda, tu, Max Pezzali, gli dai un argomento qualsiasi e lui riesce a iniziare un qualcosa, un discorso, veramente qualsiasi cosa. Facciamo la prova? Dai. Allora, vediamo un po', una qualsiasi parola, che ti posso dire? A caso? Sì, Berlusconi. Lì è tanta roba. Come cominceresti? Berlusconi nasce come imprenditore edile e poi si evolve. Io lo vedo con la cazzuola già. Sì, infatti. Si evolve con la canottiera, sai. Come imprenditore televisivo. Computer. Computer nelle sue varie incarnazioni esiste, diciamo, da prima della seconda guerra mondiale, ma poi riesce a diventare il computer che conosciamo, il computer moderno, attorno agli anni 50, per poi diventare personal computer alla metà degli anni 70. Tappi di sughero. Tappi di sughero, che appunto sono la classica chiusura per le bottiglie di vino, il classico tappo, di fatto sono sempre stati considerati l'unico modo per chiudere il vino di pregio. Oggi con i nuovi materiali stanno cercando di eliminare il problema del vino che sa di tappo, con dei nuovi materiali che però siano compatibili anche col vino di qualità. Guarda che le cagate le so dire anch'io. No, lui dice cose sensate, questa è la cosa. Senti questa, è bella. Ostracismo. Ostracismo significa quando apri l'ostrica. Significa che non viene via bene diciamo dare sottoporre a una sorta di ludibrio pubblico le persone. Famoso ludibrio. Quando ti si ingrippa il motorino, che ti sentono qui dalla prima fila, perché c'era era una roba dell'antica Grecia, no? Che da ostracos l'ostrica, quindi diciamo venivi considerato emarginato e quindi dicendo una cagata ho detto la verità. Ha detto la verità, però poi dopo si sviluppa in Veneto sotto il nome di Ostragheta. Che è un'altra cosa. Io la chiuderei qua. La chiuderei qua con il nostro Pezzali, noi abbiamo veramente fatto cantare. Da quanto tempo non cantavi senza averti qui? La fai ancora? Dal 95 credo. No, forse 2 volte, tipo, ma fino al 96, poi non me la... Senti, dal momento che sei diventato, diciamo, 883, no? Sì. Quante canzoni hai scritto? Non riuscirei a... Cinquantina? Una cinquantina. Forse sì. Quasi tutte di più. Qui c'è Pierpaolo Peone. Che c'ha parente. Di Paolo Fava. E invece prima ne hai fatte... Io mi ricordo One Two. Quello lì. One Two fu il brano della... Lui si presentò a Claudio Cecchetto con un brano, lui con la vergogna non si apparteneva. E il suo socio, io li vidi però, ero a 1, 2, 3 giovanotti e cantavate sempre in coppia, tu e Mauro Repetto, e cantavate un pezzo e facevo One Two esatto, era una roba. Insieme al tuo sì o no al concorso al premio per il miglior testo dell'anno. Assolutamente, sì. Esatto. Ce la siamo giocata sul filo di lana. E allora portava i provini a Cecchetto gli diceva sempre vabbè, ci vediamo un'altra volta, ciao, però loro non demordevano. Fino a che un giorno portarono la cassettina con Hanno ucciso l'uomo ragno. Anzi, in realtà era, mi sembra, non me la menare, che era poi un pezzo contenuto in Hanno ucciso l'uomo ragno. Lui disse, perfetto. Qui siamo sulla strada. Infatti, e andammo. Milioni di copie, ragazzi. Vogliamo fare un pezzettino dell'uomo ragno? Non so se la sa l'uomo ragno. Tonalità. Cioè, come ci fa un favore. Sta facendo un favore. La migliore. Qual è? La migliore. Va bene, dai. Ok, va bene questa, vai! Hey! Solita notte da Lupine al Bronx, nel locale stanno suonando blues degli Stones, los individui al bancone del bar, pieni di whisky e margaritas. Tutto d'un tratto la porta basta, il braccio entra di corsa con una novità, strida sicura si mormora che i cannoni hanno fatto bene, hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della Mava, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche scarra, industria di caffè. Ecco, Paolo Fava ogni tanto stava per. Quante volte l'avete cantata l'uomo ragno?
tante volte. Io appena sento la tromba di Fava in lontananza, cioè non riesco a... E come farai dopo quando dovrai duettare? Io non ce la faccio, è una roba che proprio mi devasta. Perché sta migliorando, sì, molto. Si sta avvicinando di più al pop. Ultimamente. Sta lasciando un po' il jazz e sta allontanando appunto. Deve ringraziare che la tromba non brucia, perché sennò sa da quanto Paolo Fava avrebbe smesso di suonare. Aspetta che c'è una notizia di sport, sai che noi siamo molto sensibili allo sport. Sì? Ho perso. Eccolo qua. Eccolo qua, sì. Spalletti, tentazione Chelsea, l'allenatore replica Chelsea, ma chi? La figlia di Clinton, piuttosto esco a cena con Taddei. E che Taddei? Diciamo che Taddei è molto simpatico, emozionante, ma non è bellissimo, perché Taddei, ecco perché segna molto, perché quando arriva vicino alla porta si spaventa. È un po' Stanlio. Sì, è vero, un po' Stanlio. Sembra un po' Stanlio, l'hai certi detto. Momenti. Taddei, giocatori diciamo non carinissimi. Un altro è carino, però è Dudi. Quando lo vedo giocare è coso? Cambiasso? No, Cambiasso è bello già. Baiocco. Ah, Baiocco, sì. Baiocco. Ti giuro sembra. Beh, anche Donadel della Fiorentina. No, ma Baiocco sembra uno di Notre Dame. Ah, proprio, sì. Ti giuro, Baiocchetta, cari, però gioca, Sì. Baiocco quando parte, veramente. Allora, come proseguiamo questa... So io. Cosa c'è? Vediamo. Ah, sì. Caro, tu conosci Tony Sperandeo? Sì, certo. Ecco, noi lo stiamo aiutando. Qui abbiamo anche Vairano... Che lo conosce molto bene, immagino. Attore. No? Sì. Però gli fanno fare sempre parte da cattivo, mafioso, mafioso. Si propone, lui si propone qui da noi come per fare altre cose. Ultimamente cose molto ecclesiastiche. Sì, perché gli vengono abbastanza bene. Sentiamo un po'. Sentiamo. Però mi dicono che c'è una radiopromozione prima. Prima, ok. E dopo ci chiamiamo Tony, dai. Tra poco. Ciao Sarno! Ci risiamo, eccoci, viva Radio 2. Senti, scusa, mi sono dimenticato, prima dobbiamo parlare di Luca Sardella, il nostro mito, noi amiamo Sardella, purtroppo la Rai ce l'ha spostato dal mercoledì, ce l'ha messa a lunedì. Fa Garden. Ma dai, lo so. Tra l'altro mi ero pure segnato da qualche parte una volta. Come crescere un giaggiolo? No, stavolta, allora lunedì prossimo, ragazzi, non ve lo potete perdere perché parlerà della menta. Ah, la menta? La menta va bene per il mal di mare. Sì. Mal d'auto, mal d'aereo e poi la zalea. La zalea? Sì, io amo le azalee. Sì, infatti. Ecco, poi ci sarà un gioco in cui tutte le piante che uno riesce a indovinare le vince. Ah, fantastico. Però questa è la cosa bella, che Sardella viene a casa di ognuno di voi e ti porta la pianta. E la pianta che lui è un fine botanico, io lo chiamo sempre figlio di botanico, e lui è un botanico veramente, lui è laureato in botanica e quindi ne sa proprio. Io una volta a me mi ha parlato del tronchetto della felicità per una sera intera, lui fa gli innesti, taglia, anche rollare, ma a lui gli piace la salvia da fumare, veramente, lui fuma la salvia come che fosse. Allora. Quindi noi lo salutiamo. Eccolo qua, Luca 10 minuti di Sardella. No, 10 secondi. Tra l'altro Peroni vuole produrre un nuovo disco di Sardella, senti questo, vai. Tu sei per me l'azzurro dei giorni neri, la follia nei miei pensieri. Vero. Anche se con te io annegherei, è quello che io sento dentro me. Proponiamo a Sardella un duetto con Stefano Orlando. Ah, bello. Su Marin Bambà e su questo qui picco altissimo proprio. Pensa il video con i giaggioli, con le due iris dietro, con i giaggioli, veramente meraviglioso. Cremonesi tocca a noi? No, tocca a noi perché parliamo di Sperandeo. Pronto, Tony? Sentiamo se ci risponde. Se riesce a fare qualche altro ruolo e non solo quello del mafioso. Pronto? Pronto? Sono Tony. Lo so, ti abbiamo chiamato noi, Tony. Lo so. Come avete chiamato voi? Sì. Quando? Quando l'avete chiamato? Adesso. Ora. Non ti è squillato il telefono? Sì, certo che mi ha squillato. E fatto il risposto o no? Sì, giusto. Allora. Come stai? Bene? Mi dovete aiutare. Lo so. Ma qui le cose non cambiano. Lo so. Le cose non cambiano. Sempre mafioso mi fanno fare. Lo capisci tu? Lo so. È una cosa incredibile, non si capisce niente. Io potrei fare qualsiasi ruolo, qualsiasi. Sì, lo so. Senti, potresti fare anche parti complesse, che so, tipo Tuzzi. Tony? Tony, ci sei? Dicevo che potresti fare anche Tuzzi. Come hai chiesto
Tuzzi. C'è un cantante, Umberto Tuzzi, qui è? No. Qui è Tuzzi? È un personaggio interpretato da Dustin Hoffman. È la storia di un attore televisivo che, siccome non riesce a raggiungere il successo, allora si spaccia per una donna. E diventa... Baldini, sì. Hai già detto troppo. Baldini, tu sai perché mi piace? Sei un uomo coraggioso. Tu ami il pericolo. Ti piace mettere a repentaglio la tua incolumità, vero? Vabbè, che c'entra? Senti, ma ti sei rincoglionito? Perché, scusa? Ma io che mi vesto da donna mi vesto. Ma secondo me ti è scaduto il cervello, te lo posso dire? No, io volevo dire Certo! Vabbè, ok. Certo! Vabbè, che non c'è niente da fare. Dai. Devi stare zitto! Vabbè. Devi mettere un passaggio a livello fra il cervello e la bocca. Così le minchiate che dici non passano. Guarda che io non volevo... Sento! Muso! Non trova... Taci! Beh, e quindi... Cosa da pazzi? Che mi ha proposto di travestire. Io, Tony Sperandeo. Vogliamo stare così tutta la giornata? Lo so, ma hai detto di stare muto, scusa. Allora mi propongo io. Sì. Io devo fare cose diverse dal mio ruolo. Tipo? Ti faccio sentire? Dai, sentiamo. Allora, sai che ti faccio? Sì. L'ultima cena. Ma come l'ultima cena? La recito io, la presenti? Va bene, dai. Ma vuoi sentire o no? Sì, ci mancherebbe. Ho già il segretino pure subito, sì. Vado. Hai le orecchie in sciopero, che vuoi fare? Sì. Mi sento o no? Sì, ti sento. Allora ti do il ciak? Vai, ti do il ciak. Vabbè, aspetta un attimo. Allora, sì, vai, devi dire l'ultima cena. Ultima cena prima, ciak, azione. Picciotti. Certo, perché c'era i picciotti. Ora io spezzo pane. Inghietturo. Non si scherza. Pietro! Ma che hai preso il pane di ieri, hai preso? Ti avevo detto di passare al panificio a prendere 2 baguette fresche. Giuda, non ridere tu. Che minchia stai ridendo, che tu non me la conti giusta. Giuda! Hai bisogno di soldi? Te ne devo preoccupare. Fateli restituirsi 100 denari da Baldini, fateli dare. Fateli dare. Va bene, va. Ti saluto. Che puoi fare il gioco dell'impiccato? Ecca. Giuda! Grazie. Scappò. Vabbè, bravissimo, Tony, complimenti. Ti è piaciuto? Bravo, complimenti. Sono l'unico che ti batte le mani, ma sei bravissimo. Scusate, sono sempre io. Sì. Quella musichetta che avete messo che volevo dire che devo andarmene via. No. Abbiamo finito i giochi, perché mi avete preso? Per un pagliaccio del circo mi avete preso? Che mi avete messo la musichetta? Ora mi metto con le clavette, Lo sai con che cosa la faccio io la cosa? Ecco, arrivederci, ciao. Eccoci, Tony è sempre la mina vagante, sappiamo mai dove andiamo a sparare. Quando c'è Tony è la mina vagante. Sì, quando c'è Tony Sperandeo è un casino. È una cosa che non si capisce. Bon. Allora, caro Max, sta andando bene il disco, sì? Tu da quanto tempo sei in classifica? No, dici con questa... una sola? Sì, una settimana, sì. Io pensavo... No, è uscito tipo venerdì scorso. No. Era il libro, scusami. Era il libro, sì, perché eravamo per... Era per il libro. Il libro come va? È andato bene, sì, sta andando bene. Mi piace quando Max... No, sta a posto. Vabbè, ha scritto un romanzo, è mica la solita biografia del cantante. Infatti. No, proprio un romanzo col personaggio. Come si intitola? Per prendersi una vita. Erano 4 personaggi, insomma, è ambientato nell'88 in gran parte. 4 ragazzi che vanno a Londra a vedere un concerto dopo la maturità e poi dopo succedono delle cose che li obbligheranno a ritornare lì a Londra 20 anni dopo, nel 2008, quindi una storia un po' strana, ecco. D'altronde non è che è fatta da uno normale. Da uno normale, certo. Con tutto il rispetto. No, chiaro, perché non è che fai l'impiegato del catastro. No, certo. Allora però qui vogliamo cantare oggi, senti, che potremmo, io c'ho tutto qua davanti, c'ho tutto il tuo repertorio fatto qua a persona, c'ho veramente, noi avevamo
pensato a una cosa divertente da fare. E purtroppo non abbiamo il libro. Peccato. Perché avete un libro di Pezzali a disposizione? Qualcuno che ce l'ha in tasca così per noi non ce l'abbiamo, no? Perché se no c'era un'idea, Cosa? Ah sì, di cantare il tuo libro. Avevamo una pagina e tu la cantavi. A casa e tu la cantavi, era una meraviglia. Ma no, riusciremo a trovarlo, guarda, buon testarmata da parte. Esce, va in libreria. Non avessimo avuto. Adesso guardate, corre. Lo trova, sono sicuro. Datemi un libro di Pezzali. Guardi, è finito. Lo scrive lui ora, lo riscrive lui e ce lo porta. Allora, no, che possiamo fare? Io farei una cosa. Facciamo quella versione di Sei un mito? Certo. Senti questa, cantala insieme a noi. Ok. Sì. Ci provo. 1, 2, 3, 4. Tappeti nuovi, ombre chic, deodorante appena preso, che fa molto chic. Appuntamento alle 9:30, ma io per non fare tardi forse ho cannato da Dio. Alle 9 sono già sotto casa tua. Che scendi bella come non mai. Sono anni che sognavo sta storia, lo sai. Sento il cuore che mi rimbalza in bocca e tu con un body a balconcino che ti tiene su un seno che così non si era mai visto prima. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Sei un mito, perché tu per tutti noi sei la più bella ma impossibile. Poi mi dite voi che versione è questa? Appoggiati al tavolino del bar, scopro che oltretutto sei anche simpatica, nonostante tu sia la più eccitante che abbia visto in giro. Sono a mio agio con te, ordiniamo un altro cocktail poi si va via. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. Sei un mito, sei un mito, perché tu per tutti noi sei la più bella.
sentiamo sta versione, sentiamo il nostro Morrichino. Molto pop. Ah, molto pop. Molto sì. Perché quella che faceva Pezzali no, Era un po' meno pop questo. Questo è più pop anni 80, esatto. Pezzali è più pop anni 90. Esatto. Bravo. Adesso dormo più sereno. Baldini dorme sereno, bravo, giusto. Guardavo il direttore del Tempo, ha una vaga somiglianza con Graziani. È vero? Ciccio Graziani della ex della Roma. Allora, Napolitano a Napoli dichiara la monnezza arriva dal nord e vi faccio l'elenco. Calderoli e questo è il presidente. Ci sarebbe la pubblicità, volendo. La pubblicità. No, ma perché mettere la pubblicità? Perché la gente gli devi dire di comprare sempre qualcosa. Perché ci pagano. Pubblicità. Continuazione plausibilissima. Venerdì 6 giugno a Viva Radio 2 Marco Carta! Quello vero! Maria Jurman Marco Carta sarà con noi a presentare il suo nuovo disco in anteprima a Viva Radio 2. Maria Jurman venerdì 6 giugno a Viva Radio 2 Marco Carta. Viva la Sardegna! Marco Carta! Maria! Marco Carta domani, ma il 13 sai che ci saranno i Tazenda. Tazenda, bella la canzone, l'ultima con Renga in duetto. Quindi Tazenda il venerdì, tutta una settimana sarda. Abbiamo che cos'è questa roba? L'incipit del libro. L'incipit del libro, non ce lo potrebbe cantare, Allora, abbiamo l'incipit del libro, è riuscito a averlo, ad averlo fotografiato. Però aspettate, fatemi ricordare due cose. Una cosa che vi devo ricordare è di Gianni Minà. Allora, Gianni Minà, la sera dell'11 giugno alla Cavea dell'Auditorium a Roma, sapete, sta organizzando lui una grande festa, produce lui tra l'altro, perché ci mette i soldi mette i soldi di tasca, Cuba sono soldi. Augusto Enriquez e Isu Mambo, grandioso, ragazzi, sono grandiosi qui, quanto di meglio ci possa essere del Mambo. Il Mambo è Augusto, che poi non si sta lì a vedere e a sentire il concerto, si balla proprio. Ora veramente ci sono ancora, bisogna prendere questi biglietti e riempire, perché non possiamo fare una figura con Augusto Enrique che arriva in Italia portato da lui. Ci sarà Cremonesi vestito da Oba Oba. No, ci vai Cremonesi, vero? Sì. Non vestito da Oba Oba. No, però ci vai. Allora, quindi amici di Viva Radio 2, voi che siete amici nostri, amici quindi di conseguenza anche di Gianni Minà, in questi giorni prima dell'11 ovviamente comprate più biglietti possibile qui all'Auditorium, anche se non siete di Roma, e passate tipo il nostro amico Giacomo della Time, che da Brescia è venuto. Da Brescia viene qui, viene comodo. Viene comodo a vedere Augusto Enrique. Basta, per il resto vedo già Max Pezzali. Pronto. Facciamo questo esperimento? Proviamo. Allora, musica improvvisata e il nostro Max Pezzali canterà l'incipit del suo libro. Sentiamo. Ok, adesso sembra l'oroscopo, però. Qualcuno di importante ha detto che non ha senso vivere la vita se non si ha modo di raccontarla. O forse non lo ha detto nessuno, e a dire il vero non è neanche sto granché come aforisma. Però penso contenga un fondo di verità se non la organizziamo in una struttura narrativa, in una griglia logica che gli dia un significato. La nostra esistenza è solo susseguirsi di episodi più o meno casuali. I racconti di guerra dei nonni, le fotografie dei giapponesi sotto la torre di Pisa, i tatuaggi per gli amori finiti, ma le filmi della prima comunione. Si può andare avanti. Ma sapete che ho un'altra idea, ho mandato Testa Armata che c'è un altro esperimento da fare. Però sapete cos'era difficile? Lui ci riesce a mettere in metrica tutte le. Ma adesso lo frego, adesso però prima minuti lo frego. Ok, va bene. Allora, singolo nuovo. Come si intitola il singolo? Mezzo pieno, mezzo vuoto. Mezzo pieno e mezzo vuoto. Max Pezzali. Vai. Mezzo pieno
del surriscaldamento e del carbonio, colpa di Al-Qaeda, colpa dell'arbitro, colpa del prezzo di un barile di petrolio, colpa del barco nel centro sparito, colpa di tutti i condizionatori a luglio, colpa del feto, colpa dell'atomo, colpa di tutta la droga disciolta nel po'. Scorrono le pagine e non riesco più a capire se è la realtà. Scorrono le pagine e non riesco ad intuire se è la verità. Metto pieno, metto vuoto, questo è solo l'unico bicchiere che abbiamo. Se si stava meglio quando si stava peggio, non lo so però, io vivo adesso. Metto pieno, metto vuoto, mi hanno detto di giocare quindi io gioco. Faccio del mio meglio, almeno ci proverò, se ho ragione o no, io non mi sposto. Colpa del wrestling, colpa di Britney Spears, colpa del medicina contenendo i costi, colpa dei vecchi, colpa dei giovani, che con il mulo non si comprano più i dischi, colpa del gossip, colpa di CSI, di criminologi, psicologi ed esperti, colpa dei ladri e dei maniaci, colpa di internet che bruli matti. Scorrono le pagine, non riesco più a capire se è la realtà. Scorrono le pagine, non riesco ad intuire se è la verità. Metto pieno, metto vuoto, questo è solo l'unico bicchiere che abbiamo. Se si stava meglio quando si stava peggio, non lo so però, io vivo adesso. Metto pieno, metto vuoto, mi hanno detto di giocare quindi io gioco. Faccio del mio meglio, almeno ci proverò, se ho ragione o no, io non mi sposto. Metto pieno, metto vuoto, questo è solo l'unico bicchiere che abbiamo. Se si stava meglio quando si stava peggio, non lo so però, io vivo adesso. Io vivo adesso. Io vivo adesso. Io vivo adesso. Mezzo pieno e mezzo vuoto da Pezzali. Grazie. live, grazie Pezzali. Non so, Baldini, che niente, i bugiardini delle medicine non sono più quelli di una volta. C'aveva un bugiardino di una medicina, gli volevo far leggere le controindicazioni del Nexium, solo che Nexium, che è il Nexium? È una roba per lo stomaco. Lo usi te? Sì, tutti i giorni. Tu no? No. Perché devo usarlo tu io? non hai la cistifellea, pensavo da quando non ho la cistifellea non uso più niente. No, più niente. Nulla. Adesso sai che tengo qualche sì. altro organetto me lo faccio togliere. Si sta bene. Un organo in meno. Pesi meno, no? Sì, senza cistifellea mi faccio levare anche il pancreas. Così, sì. Poi dimmi come si sta, dai. Sì, faccio levare un po' tutto. Allora, complimenti a Max, quindi sta per arrivare Fava, preparati. Preparati, ma abbiamo una notizia, le notizie che arrivano dagli Stati Uniti d'America, sapete quali sono. Obama ormai è candidato al Partito Democratico, diciamo che Hillary l'ha presa in saccoccia, però noi sentiamo, adesso l'abbiamo chiamata il suo ufficio stampa, ha ammesso la sua sconfitta, lei, devo dire, ha ammesso serenamente, perché del resto mica sempre sentiamo? Sì, sentiamo se riusciamo a telefonare alla ex First Lady Hillary Clinton. Sentiamo se abbiamo il numero in America. Eccola. Centralino di Hillary Clinton, buongiorno Cambio. Ti pareva che non c'era lui, vabbè. Cosa ci fai negli Stati Uniti? Il presidente Napolitano è in visita a Napoli e lì, insomma, hanno i centralisti falsi, masterizzati, quindi non c'era bisogno di me. Ho colto l'occasione per venire negli Stati Uniti e fare un master in centralismo avanzato. Ho capito. Cambio. E lo fa a casa di Hillary Clinton? Sì, Hillary è un'amica, insomma, le sto insegnando anche un po' di italiano. Va bene, ce la può passare per favore? Un attimo che vagliamo. Hillary! non so quelli della radio. Dai, vieni, dai. Good morning, Michael.
Good morning. Non sapevo che mi conoscesse personalmente. I know Italian economy. Sì. Io Baldini for the principal cause of a public Italian indebitation. Beh, è bello essere famosi anche in America, diciamo così, ecco. Mettiamola così. Sì. Senta, signora Clinton, sorvoliamo. Ieri ha dichiarato conclusa la sua corsa alle primarie. Si smonta la macchina elettorale, si chiude tutta la baracca. Perché? Che è successo? Baldini, sono centralista, non dia la parola baracca, ma che sta scherzando? È il nome d'Obama, la signora Clinton ha delle reazioni incontrollate, lascia stare. Io avevo detto baracca. Non lo devi dire. Dai. Senta, può darci alcune curiosità della sua battaglia politica? Alcune note di colore? Perché? Non devi dire parole, non ne devi colore, non lo devi dire. Vabbè, ho capito. Allora, evitiamo accuratamente parole e argomenti pericolosi, vabbè. Allora, signora Clinton, è vero che ora si prenderà una vacanza, andrà in California con suo marito Bill Clinton a Santa Monica? Monica, no! Ho capito. Grazie. Allora, grazie, lasciamo perdere, abbiamo chiaro che per lei è un periodo nero. Verso, è un po' arrabbiatello. A proposito di Radio 2 dobbiamo veramente andate a prendere il CD di Max Pezzali. Però quando entrate al negozio di dischi, se hanno finito quello di Pezzali, vanno lì e bisogna fare così. Scusi, buonasera. Fai tu il commesso. Sì, buonasera. Vorrei il CD di Viva Radio 2. Sì, c'è, eccolo, prego, subito. Ah, c'è? Sì. No. Sì. Sì, lo dice a me, sono io il commesso, scusi, lei faccia il cliente la volta Maroni. Vabbè, allora, e mi dà anche quello di Max Pezzali? Non c'è, mi dispiace, non è ancora arrivato. Va bene. Il gioco era al contrario, comunque, però non ci va più ridere l'altro. Vabbè, uguale. Vabbè, che ne so io. Mi prenderei a pugni io da solo. No, questo per dire, noi siamo primi nelle compilation, vogliamo dire, siamo primi, qui c'è il nostro produttore, non so sei il produttore. Lui è il produttore. Abbiamo il produttore di Brescia, noi! Viva. Quindi quanti di voi hanno già comprato il nostro CD? Fuori. No, perché si vergognano. Allora, Pieroni ce l'ha, la signora ce l'ha, lei ce l'ha, dica la verità che io la perquisisco, sa? Allora, guarda, 4 su 100 non è male, Ah, sì, certo. No, vabbè, costano i dischi, costano, però il nostro è doppio, È doppio. E tra l'altro porta bene, lo sai che tutti quelli che non comprano il CD veramente hanno delle sfighe terribili. È così, è la verità. Ho perso miliardi perché non ho comprato il CD di Viva Radio 2. Esatto, è così. Però comprate quello di Viva Radio 2 e quello di Max Pezzali. E poi noi diciamo solo a messaggeria musicale, se comprate questa abbinata Viva Radio 2 più Max Pezzali, €1 di sconto. Ah, bene, ok. Non so se lo so, però sì, dai, €1 in 2, 50 centesimi. Cosa si può fare, no? Si potrà, no? Abbiamo qui i discografici che possono. Però mi dicono che 4 CD su 100 significano 2 milioni su 50 milioni di italiani. Saremmo primi in classifica, no? La nostra, pure la classifica turca. Vabbè, comunque questo per dire delle nostre produzioni che sono molto divertenti, perché il programma sta finendo, vi ricordo, quando viaggiate, lo mettete in macchina, gallerie, cose. Lo sai che è utile in bagno anche? Io lo sento molto, perché ridere in bagno mentre sei sulla tazza ti aiuta, certo. Capito, Poi copre i rumori, giustamente, vi dicevo. Esatto. Signori, è il momento di Fava. No. Paolo Fava? Sì. Ok, va bene. Però Paolo Fava rimane dov'era? Sta arrivando. Sta arrivando. Maestro Fava, buongiorno. Applauso. Maestro Fava. Buongiorno, lei. Siamo contenti di averla di nuovo qua con noi. Lei è il mago della tromba, sappiamo. Il jazz che cammina. Il mago mi ha visto con delle carte in mano, mi ha visto fare delle cose, per cortesia, per favore. Lei non è il mago della tromba. Vabbè. Senta, lei conosce gli 883? Dove sono? Ce n'è uno ed è Max. Qual è di questi tre? È questo qua con la maglietta qua nera, vedete? Il tatuato? Il tatuato, esatto. Lei sa. Mi ricordo migliorai una sua canzone. Qual era? Mi ricordo suonare la tromba. Lei suona la tromba nel disco? Sì, l'uomo ragno era.
Sì, era l'uomo ragno. Ecco, hanno ucciso l'uomo fava. Esatto, che cambiamo il nome. Ma adesso bando alle ciance, non vorrei parlare, tra l'altro vorrei salutare tutti quelli che hanno suonato con me. Sì. Antonio Varigotti, Giuseppe Strocco, Arturo Mannizzo, Frank Manno. Ah sì, Frank Manno, certo. Famosissimo. Senta, Ugo Pereta. Qui suonava la tromba, immagino, i fiati, giustamente. Allora. Senta, fra l'altro le deve stare simpatico perché Max Pezzali non ha R nel nome né nel cognome. È vero, Max Pezzali, infatti lo dico. Mentre il suo ex socio, che si chiamava Repetto, giustamente. Infatti, la R dove è finito, lo vede lei. Perché aveva la R, certo, per quel motivo lì. Infatti. Allora, vogliamo bandare che cosa vuole migliorare? Una canzone va dall'altra. Cosa gli facciamo sentire? Cioè, cosa vuoi cantare? Ma io, no, lo dico io. Una canzone senza R. Come mai? Come mai, giustamente? Lui fa come mai, lentissimo, molto più lenta. E io poi farò punteggia con la tromba. Sentiamo. L'atmosfera si fa calda. Sentiamo. Le notti non finiscono all'alba nella via e porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà. Sogno di sentirsi dentro a un film e poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ci vai però. Ma va bene perché serve per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Non ti vedrei ad aspettare te. Dimmi ma chi sarà per farmi stare qui seduto in una stanza pregando per il sì. Anche questo si può ascoltare in bagno, Eccolo. Fava, se n'è andato. Abbiamo chiuso, ragazzi, abbiamo finito, non me ne sono manco accorto. Neanche accorto. C'era Guccini oggi, guarda, dovevamo sentire pure Guccini. Pronto? Sì. Spostati? Sì, ciao. Come va? Bene, molto bene. Chi avete come ospite? Noi è tornato a trovare Paolo Villaggio. Salutiamo Paolo che è stato qui. Aspetta Paolo, sei in diretta con sei in diretta con Baldini. Ciao. Paolo e con gli 883. Siamo qua, caro Villaggio, ti sei divertito alla radio allora, Sì, molto. Io avevo chiesto di tornare e invece mi hanno detto abbiamo ospiti molto più importanti. Poi, sì. Sì. Ah sì? Ma tu saresti potuto adesso venire. non mi ricordo il nome del funzionario che spero di poter eliminare. Ma lo facciamo licenziare, non è un problema. Licenziare fare torturare. Cosa? Sì, esatto. Ha detto esattamente no. Io ho detto posso venire, no? Ma l'ho detto con tono implorante. Dice perché hanno già degli ospiti insomma di un livello tale che lei. Ma veramente hanno detto questa cosa? Ma chissà Sì, no. Era un uomo o una donna che gli ha detto? Era una donna. Sappiamo chi è. Adesso la prenderemo a selciato. Sappiamo chi è. C'è lì che fa no, io non dico niente. Sì, già la vedo, la sento. Va bene, allora vi auguriamo una buona puntata, giusto il tempo dei saluti noi, Grazie. Ciao. Allora, Max Pezzali, grazie. Con Max Live.
cercatelo in tutti i negozi di dischi. Salutiamo il nostro Morrichino e la sua orchestra, il nostro pubblico, il direttore del Tempo Arditti, eccolo qua, grazie. Francesco Vairano, grande voce. Ehi, guarda, Giacomo della Time, Pierpaolo Peroni, musicale, musicista, nonché produttore discografico, anche dei Finlay, Ma scusa, ma Finlay vuol dire qualcosa o no? Perché no, è un nome, no? Tipo, come ti chiami, Finlay? Un giocatore dell'NBA. Ah dai, Finlay. Finlay, vero? Sì. Io c'avevo i Cantarutti, che erano un gruppo musicale. Giocatore centravanti del Catania, che era però di Udine. Era di Udine. Bene, abbiamo finito. Ciao agli autori. Domani che abbiamo? Domani abbiamo Paolo Carta. Marco Carta. Ancora Paolo. Domani si Paolo Fava, ho fatto un mix e Marco Fava, stavo dicendo, esatto. C'è anche Giovanni Soldini domani, navigatore solitario. Sì. Pure Soldini. Sì, solitario. Carta e Soldini. Sembra la figlia mia. Carta e Soldini. Ale, ragazzi, bella puntata domani. Carte e Soldini. Ciao.